guardati intorno. Vedi qualcosa di nuovo? Nel corso di quest'anno Dio ci ha parlato, portando i nostri passi verso una precisa direzione: il tempo di essere. Ha detto alle donne che è il tempo di essere coraggiose, per non avere paura di posizionarsi nelle proprie case in questo mondo come figlie di Dio. Agli uomini che è tempo di essere bracieri in cui il fuoco dello Spirito possa ardere, trasformando le nostre vite e infiammando ogni cosa intorno a noi. Ai giovani e ai teens ha detto di essere uniti, creare vere relazioni che li aiutino a far emergere la loro vera identità, una santa e integra identità. Ha ministrato che i bambini devono restare bambini perché chi è come loro entrerà nel regno dei cieli. E alla Chiesa che è il tempo di essere veramente una chiesa missionaria per essere rilevanti in questo mondo. Ha detto che è il tempo di portare il Vangelo in molti modi, ma senza perdere la sua essenza, essendo e creando imitatori di Cristo. Ha parlato di un tempo in cui essere profeti in questo mondo anche attraverso la danza, e ci ha direzionati ad essere uno anche al di fuori della Chiesa, iniziando dalle nostre case. Quando si parla di essere, non ci si riferisce a qualcosa di passeggero che in una notte nasce e in quell'altra muore, ma si sta parlando di avere una radice, una vera identità. Così come Gesù disse prima che Abramo fosse nato: io sono, facendo riferimento alla sua eternità e immutabilità, così anche noi, Chiesa, anche noi vogliamo essere. Vogliamo che Dio e il mondo possano vedere in noi non quello che pensiamo, non solo quello che facciamo, ma più di ogni altra cosa chi noi siamo. Manifestarci in questo tempo come figli di Dio che non si vergognano del Vangelo, ma che prendono la responsabilità dello Spirito Santo che vive dentro di noi. Vogliamo fare la sua volontà e vivere i sogni e i desideri di Dio per noi. Lui ci chiama oggi a essere la generazione eletta, sacerdoti del Re, la sua gente santa, il popolo che ha acquistato con il suo sangue. E noi vogliamo rispondere a questa chiamata, essendo la Chiesa che Lui ha desiderato e per la quale ha pregato, dicendo che siano tutti uno in me. Per questo, a partire da questo 20° anno di Chiesa, vogliamo sigillare quello che Dio ha messo davanti a noi. È tempo di essere, Chiesa, è tempo di essere, e a partire da oggi vivremo ancora di più questo nuovo tempo, il tempo di essere uni in Cristo, il tempo di essere Chiesa, il tempo di essere Church. Portando la gioia e la pace del Signore, approfitta di questo momento e saluta il tuo fratello. Riscalda la mano del tuo fratello, prendi la mano del tuo fratello con forza, dai una riscaldata. Alleluia. Dio è meraviglioso, Dio è potente. Facciamo una preghiera per iniziare. Metti la mano nel tuo cuore e comincia a ringraziare il Signore. Grazie Signore, grazie per questo momento. Grazie per tutto ciò, Padre, che hai fatto sulla nostra vita nel giorno di oggi. Signore, che il tuo Spirito possa farsi presente tra di noi, portando la pace, portando l'amore, portando la unzione, soprattutto, Padre, portando la salvezza, portando la liberazione. Che il tuo Spirito, Padre, possa alzare il nostro animo, che il tuo Spirito, Padre, possa portare lontano tutta la tristezza, tutta l'angoscia. Che la tua pace, la pace che porta la tua pace che porta salvezza, la pace che alimenta la nostra anima possa essere dentro di noi. Quando usciamo da qua possiamo uscire pieno del tuo Spirito, pieno del tuo amore. Alleluia. Fassi presenti tra di noi, oh Padre. Rallegri il nostro cuore. Nel nome del tuo Figlio amato Gesù Cristo, nel nome del tuo Figlio amato Gesù Cristo, ti chiediamo, Padre, fassi presente tra di noi, muovisi tra di noi.
Vogliamo la tua presenza oggi, questa sera, nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore. A Lui tutto l'onore, tutta la gloria. Tutti insieme con la mano. Glorioso, noi cantiamo glorioso, noi gridiamo Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò, glorioso, nessuno è come te. Sarai per sempre e sempre, non cambi mai. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. La Chiesa, glorioso, tutti insieme. Glorioso, noi gridiamo, Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò, glorioso, nessuno è come te. Tu regnerai, la Chiesa, e tu vivrai, il tuo amor sarai, non cambi mai. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Gesù è Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, noi cantiamo glorioso, noi gridiamo Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò, glorioso, nessuno è come te. Alleluia, alleluia, alleluia. Nessuno è come te, Signore. Nessuno è come te. Ho provato a nascondermi da te, sono andato, abbandonato casa, ma da lontano vidi che
a braccia aperte mi aspettavi, anche se ero distante, non ho dimenticato. Quando avevo bisogno eri con me. Io sono tu e tu sei mio, niente mi toglie dal tuo immenso amor, Signore. Io sono tu e tu sei mio, niente mi toglie dal tuo immenso amor, Signore. Anche se ero distante, non ho dimenticato. Quando avevo bisogno eri con me. Io sono tu e tu sei mio, niente mi toglie dal tuo immenso amor, Signore. Io sono tu e tu sei mio, niente mi toglie dal tuo immenso amor, Signore. Niente mi separerà da te. Dove andrò se il tuo amore mi circonda? Dove potrei nascondermi da te? Io non mi vedo senza la tua presenza. Niente mi separerà da te. Dove andrò se il tuo amore mi circonda? Dove potrò nascondermi da te? Io non mi vedo senza la tua presenza. Io sono tu e tu sei mio, niente mi toglie dal tuo immenso amor, Signore. Io sono tu e tu sei mio, niente mi toglie dal tuo immenso amor, Signore. Niente mi separerà da te. Dove andrò se il tuo amore mi circonda? Dove potrei nascondermi